¿Vos sabías que cuando queremos expresar una cantidad y un lugar en italiano podemos usar la frase ce n'è, combinar pronombres? Por ejemplo, Martin, quante persone ci sono alla tua festa di compleanno? Ce ne sono 20. C'è reemplaza alla mia festa di compleanno e ne indica la quantità. In questo caso sostituisce di persone. Ora vediamone un altro. Quante bottiglie di Coca-Cola ci sono dentro il frigo? Frigo, locativo, bottiglie di Coca per esprimere una quantità. Ce ne sono 2. O ce n'è soltanto una. Ce n'è perché è singolare. Ce ne sono perché è plurale. C'è sempre sostituisce il locativo e ne in questo caso di bottiglie o bottiglia di Coca-Cola.